in collaborazione con FNP CISL Udine. Eccoci al consueto appuntamento con lo sportello pensionati. Vediamo chi sono i nostri ospiti di oggi. Con noi in studio Anna Pignatta e Angelo Tiussi, entrambi dell'FNP CISL di Palmanova e Cervignano. Buonasera. Grazie per essere qui. Buonasera. Tutto bene? Bene, bene. Ma come mai dalla stessa zona questa sera, Cervignano, Palmanova? Perché io e lui andiamo in coppia. Ecco, lavorate. Ah, ecco, vi muovete sempre in coppia. No, perché... No, comunque battute a parte. Sì, sì, sì. Allora, vediamo innanzitutto con cosa partire in questa trasmissione. Ci sono alcune novità, alcune comunicazioni da fare. E cominciamo da che cosa? Cominciamo proprio con Anna, dai dipendenti pubblici, le novità che ci sono per i dipendenti pubblici per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, no? Il servizio. Di servizio. Sì. Per quanto riguarda il TFS, allora, per chi supera i 50.000 euro di TFS, dal 1° febbraio potrà chiedere la liquidazione, L'importo intero? L'importo intero, sì, perché prima, dopo oltre i 50.000 euro, è da dire che vanno divisi in tre tranche. Quindi dal 1° febbraio è possibile chi ha il TFS a oltre i 50.000 euro di chiedere l'anticipo agevolato a tasso 1, quindi chiedere l'anticipo all'INPS a tasso 1, quindi dal 1° febbraio. Quindi per l'importo intero? Per l'importo intero, sì. Altrimenti adesso devi aspettare 27 mesi, giusto, per 27 mesi per avere la prima tranche. E poi sono anche a tre tranche, quindi dipende anche dalla quantità del TFS che ognuno deve prendere in pratica. E quindi adesso con questo sistema sì, uno lo chiede tutto intero, lo può avere anticipatamente presentando domanda dal 1° febbraio 2023 in poi, pagando un interesse dell'1% e spese dello 0,5. Ecco, quindi prima era possibile farlo, però lo dovevi fare presso la tua banca di fiducia e quindi avevi un tasso molto più alto, lo potevi avere anticipato. Però non tutto, potevi avere solo una parte. È una quota, invece adesso puoi farlo. Ecco, quindi questa è una buona notizia per tanti. Buona notizia, no? sì, perché... Per tanti che già 27 mesi da aspettare, quindi poi se te lo danno anche dilazionato in più rate, quindi sì. Poi ci sono novità anche per quanto riguarda il rinnovo del contratto per la scuola, no? La scuola è stato rinnovato il triennio 2019-2021, quindi chi è andato in pensione in questo periodo, anche chi è andato col 1° di gennaio, l'importante è che sia andato col 1° gennaio di 2019, non col 31/12, avrà il ricalcolo sia sulla pensione, sia sul TFS e avrà gli arretrati senza rivolgersi a nessun patronato. Questo viene fatto in automatico dall'INPS, quindi ricalcolo di tutto, da aumento pensionistico, ricalcolo del TFS e gli arretrati, perché ci saranno anche gli arretrati, tutto in automatico l'INPS, quindi non serve fare niente, perché si stanno rivolgendo verso i nostri sportelli di volontariato chiedendo se devono fare domanda. No, non serve, non serve fare, viene tutto in automatico. E tra l'altro mi spiegavi proprio prima di cominciare la trasmissione che viene fatto, cioè che ha effetto retroattivo, no? Certo, perché ecco, perché quindi ti viene calcolato dal 2019 in poi. 2019, certo, sì, ho pur detto, se uno lavora un anno, il 31... va via in pensione con i primi di gennaio, avrà comunque gli arretrati per quel periodo del 2019, gli arretrati, però viene tutto ricalcolato. Quindi. Ecco, con Angelo invece parliamo di nuove perequazioni, no? Sì, la prima è questa, che i 3 sindacati sono stati chiamati dall'INPS perché ha un po' di disagio a mettere in atto tutti quei bonus, 150 euro, gli aumenti di perequazione dello 0,2
dell'anno scorso che era 1,9 e hanno fatto 1,7, in più un ulteriore aumento in primis del 2%, non arrivano a metterli in sesto e lo 0,2 lo daranno con gli arretrati con il mese di dicembre, che invece avevano detto da ottobre. Da ottobre. Ecco, quindi diciamo ai telespettatori, no, non spaventatevi se non vedete arrivare nulla, Sì, perché ci sono c'è un piccolo ritardo. C'è un piccolo ritardo perché loro sono un po', diciamo così, nella parola semplice, incasinati con questi tutti. Con tutti i bonus. I bonus. Beh, ma d'altra parte voi avete il polso della situazione, perché anche allo sportello, agli sportelli vostri arrivano, no? Tante segnalazioni, tante richieste. Tra l'altro devo rimarcare che abbiamo ricevuto delle telefonate, ce n'è una in particolare da Codroipo, di un signore che dice: ho provato a chiamare per giorni, tutti gli sportelli possibili e immaginabili, ho guardato con l'elenco, no, telefonico, avevo tutti i numeri sotto mano e non sono riuscito a prendere la linea da nessuna parte. Nessuno mi ha risposto. Non vuol dire che non ci sia qualcuno. Spieghiamo, Anna, spiega bene, perché in ogni sede ci sono più di una linea, non è che ce n'è una sola. A volte siamo una persona sola a rispondere, perché noi facciamo volontariato, siamo di supporto sia al CAF e sia all'INAS, e quindi magari una persona sola, il telefono squilla libero, però non è detto che non c'è nessuno dietro. Io dico di insistere, anzi, io quando ho chiesto di avere più persone, adesso siamo un bel gruppetto, Palmanova e Cervignano, e quindi con gennaio sistemeremo un po' le cose, anche a Cervignano saremo in 2 a rispondere, a Palmanova siamo già adesso in 2, però vedo che dicono comunque che suona e non rispondiamo. Però, ecco, quindi anche da voi, anche da a Palmanova voi, e a Cervignano. A Cervignano, che è proprio il punto più focale per quanto riguarda gli appuntamenti, è tutta la mattina che provo e io tutta la mattina che rispondo, gli dico non è cattiveria, è perché sono da sola, e quindi le linee Quindi ci sarebbe bisogno, visto la grande richiesta, visto anche l'aumento del disagio, dell'emergere delle nuove povertà legate proprio all'aumento dei costi dell'energia, ci sarebbe bisogno ancora di persone di buona volontà come voi, per venire a darvi una mano. Noi quest'anno abbiamo fatto un bel gruppetto di persone, ce n'è 4 nuove, ultimamente una signora che è andata in pensione col progetto Donna, 59 anni, l'ho beccata subito, ho detto vieni a fare volontariato, che mi ha dato disponibilità, anche perché sì. Ecco, perché anche il vostro ruolo, Angelo, è quello di raccogliere, no? Perché voi, lo ricordiamo sempre, volontari a tutti gli effetti, cercate di essere aggiornati, di prepararvi, però arrivate chiaramente fino a un certo punto, nel senso che voi date le indicazioni, no? Sì. Alle persone che si rivolgono a voi, e le indirizzate verso gli uffici corretti, vi fate portare documentazione, cioè controllate soprattutto queste cose. Sì. Almeno oggi che qui ho con me 2 volontari. Anche qui chiedo un po' alla nostra, diciamo così, direzione, come ho detto, di cercare con il nuovo anno di iniziare un processo di formazione, anche perché ci sono cose nuove che vengono e se non siamo informati non potremmo neanche affrontare il problema, perché è solo un modello personale, però a livello personale è difficile. Sì, allora, comunque voi cercate, io vedo che voi cercate di tenervi aggiornati su tutto. Io faccio parte dell'esecutivo di tutte le RLS, quindi stiamo già organizzando un calendario proprio per la formazione, perché è importante, perché abbiamo visto adesso un po' con lockdown, un po' le distanze, le cose, è andato un pochino, ci siamo un po' rallentati, però dico pur c'è bisogno di formazione, noi siamo a supporto, noi raccogliamo il materiale, noi prendiamo gli appuntamenti anche per il patronato, abbiamo un planet e quindi io posso prendere l'appuntamento per tutto il Friuli, però dobbiamo avere anche sempre una base di informazione, perché le domande che vengono rivolte a noi possiamo dire siamo centralino, rispondiamo, però c'è bisogno anche di infarinatura di quello che rispondiamo, però dico pur, stiamo già organizzando, per il prossimo anno ci saranno corsi di formazione e anche chi verrà da noi se vuol fare volontariato avrà la formazione in pratica. Anche perché il disagio sta crescendo, no? Certo. È vero, Angelo, sì. Abbiamo parlato di nuove povertà, proprio abbiamo realizzato un servizio nel nostro telegiornale dedicato all'incontro che è stato organizzato da
Adiconsum e dalla CISL proprio sulle nuove povertà legate appunto all'innalzamento dei costi per l'energia. Quindi io immagino non solo almeno 1 migliaio le persone che si sono rivolte all'Adiconsum, ma penso che altrettante, o perlomeno arriviamo a questo numero anche per quanto riguarda gli sportelli dei pensionati. Certo, difatti con il prossimo anno già l'INPS con il governo hanno firmato, hanno accettato il nuovo aumento che è provvisorio del costo vita del 7,3%. Qui sta una novità che tutti diciamo così ne godranno, mentre beneficio. Prima erano esclusi alcune formazioni più alte di soldi. Sì, si arrivava a un tetto massimo e basta. Invece adesso percentualmente con una formulazione, diciamo così, come a livello dell'IRPEF, fino a 4 volte il trattamento minimo il 100%, a 5 volte il 90%, il resto al 75%. Quindi non escluso a 35.000 euro come adesso erano. Adesso tutti possono avere con i ricalcoli. Partendo Bisogna da un aumento massimo per chi ha la pensione più bassa? No, partendo dal trattamento minimo che adesso con tutti questi aumenti del 2%, dello 0,2% e del 7,3%, con l'assorbimento di chi prenderà il 7,3%, e noi abbiamo avuto già il 2% quest'anno, quelli prendono il 5,3%, perché hanno già avuto in precedenza questo 2% di aumento. Qui sarà, diciamo così, quale sarà il minimo per effettuare questi base di trattamenti minimi. Per 4 volte, per 5 volte e per 6 volte. Ne parliamo perché vedo che tu lì hai dei numeri, sto sbirciando, magari, no? Magari li possiamo comunicare. È matematica? Ecco, matematica, bene, tieni pronto quel foglietto lì perché li comunichiamo dopo. Bene, noi adesso ci facciamo una piccola pausa. Vi ricordo che d'ora in poi potete cominciare a telefonare 0432 57 3517 o inviare SMS al 351 570 5687. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Eccoci qui nuovamente in studio, abbiamo subito una telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, senta, io mi chiamo Gianna e chiamo di Fagagna. Io volevo per cortesemente sapere quante volte l'anno si deve fare il RED. Quante volte l'anno si deve presentare il RED? Il RED si fa solo se ci sono delle particolarità, in questo caso, solo diciamo così, se lei abita in Italia. Per le altre cose non si fa più il RED come prima se si aveva una pensione estera, invalidità varie. C'è solo la presenza di dire io sono qua in Italia. Ma lei ha avuto la pensione di lavoro più la reversibilità. Siccome io ho fatto, ma quante volte si deve fare questo documento? No, se lei ha fatto ogni anno il 730, dichiara i redditi, non occorre niente. Lei ha avuto una comunicazione dall'INPS scritta oppure un SMS? Io, senta una cosa, mi deve scusare perché io devo sapere questa cosa, perché io ho fatto il RED il mese di marzo, aprile, ho fatto il RED, che avevo ricevuto la comunicazione dall'INPS e ho fatto il RED. Pronto? Sì. Ho fatto il RED. Io non ho fatto il 730 perché non avevo cose detraibili, non avevo spese, non avevo niente. Ecco, ho fatto il RED. Adesso, 15-20 giorni fa, mi hanno detto di rifarlo. Di rifare il RED. Lei ha fatto quest'anno il 7,30? No, perché deve farlo. Lei ha una pensione di reversibilità che è legata al reddito. È la mia pensione di lavoro. È la sua, sì. Queste cumulano insieme. Se supera un certo reddito,
non va bene, deve dirlo, perché la pensione di reversibilità ha 3 fasce di reddito, per cui gli vengono tolti una parte il 25%, poi il 15% e gli rimane la metà del 60% della pensione del marito. Quindi lei deve fare assolutamente ogni anno il 730 e quindi non fa il RED, non vuole farlo. Ma se mi hanno chiesto, mandato un RED, cioè di compilare il RED, l'ho fatto ad aprile e adesso un'altra volta lo devo rifare. Ogni è possibile? Anno, signora, Ogni anno deve farlo. Ogni anno si fa il Ogni RED, anno. o fa il RED ogni anno, fa il o RED fa il o fa il 730 ogni 730. anno. Deve comunicare i suoi redditi perché ha una pensione che si chiama di reversibilità legata al reddito. Ah, ho capito. Allora io lo devo fare adesso, tanto per intenderci. Certo. Entro marzo. Ok, ok. Va Deve bene. comunicare i redditi che ha. Ho capito, ho capito. Va benissimo. Va bene, Ecco. così Grazie adesso ha mille, le idee scusate, chiare. Buona serata, grazie Salute. mille. E Salute. grazie a lei per aver chiamato, ha le idee chiare, così sa come deve muoversi. Va bene, grazie signora. Vediamo, abbiamo un'altra telefonata o posso andare con il messaggio? Allora, la proposta di legge, i 41 anni contributi, 61 anni d'età, prende il posto dei 41 e 10 o 42 e 10 mesi, indipendentemente dall'età anagrafica. E intanto dobbiamo dire che È una proposta di legge. è solo una proposta, ancora non c'è nulla, Non si sa se va a Non si sostituire la quota 102, non si sa, quindi se è una proposta di legge fatta anche in periodo elettorale, quindi stiamo a vedere, parlano di 41 anni, che poi è quello che chiedevano anche i sindacati, 41 anni di lavoro, hanno messo anche il coso dei 62 anni di età, noi chiedevamo solo i 42 anni di contributi e basta. Quindi è una proposta di legge che vediamo se andrà in porto. Per il momento si sa solo che opzione donna dovrebbe, no? L'opzione Viene donna prorogata. viene prorogata, quello sì, no? e anche L'APE sociale. L'APE sociale. Queste almeno dovrebbero essere... Sì, queste vengono E anche rinnovate ancora per un anno. E viene la 102, no? Sono questi 3 tipi di... Questo per il momento. Per il momento. Magari ritorniamo fra un attimo sul tema perché abbiamo una telefonata. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, Buonasera. sono una signora di Monfalcone. Volevo chiederle una gentilezza. Mio figlio è stato per un lungo periodo in NASPI, ora l'ha finita. Volevo sapere, i contributi li salgono su in questo periodo o sono sospesi? No, ha terminato la NASPI, Sì? deve trovare un altro lavoro. Sì, però Sì, nel adesso sta periodo... lavorando. Però il pregresso del pagamento mensile delle NASPI va a frutto di pensione. Ok, allora... Pronto? Sì, la sento. Sì. Va a frutto di pensione. Ok, va E bene. quindi ha avuto la fortuna di trovare un altro lavoro? Sì. Deve trovare un altro. E quindi gli anni di contributi per quanto riguarda le NASPI E ha circa 36 anni di contributi. compresi quelli che ha fatto i NASPI, perché comunque... Anche se sono pochi, ma valgono. Sì, valgono, sì. Va bene. Va bene. La ringrazio, buonasera. Grazie a lei Buonasera, signora per aver buonasera. chiamato, grazie. E ci chiamano abbastanza spesso appunto anche dal Monfalconese, Sì, no? sì. Beh, fa piacere sentire che chiamano un po' da tutta la trasmissione regione. seguita. Sì, evidentemente. Ah sì, allora ritorniamo un attimo sul discorso perché qui la questione abbiamo già detto, no, che si tratta solo di proposte al momento, che non si sa ancora che cosa succederà per il prossimo anno. Abbiamo detto che le uniche certezze, almeno, no? Sì. Le cose più certe che si possono avere adesso è la proroga di opzione donna e dell'APE sociale. Per E il poi resto- c'è la Sì, è la pensione dei 102, no? sì. Che valida 38 anni, aumentando da 62 a 64 gli anni, no? Poi, diciamo così, rimane invariata ancora 42 anni e 10 mesi, 41 anni e 10 mesi.
E per quanto riguarda, diciamo La così, donna, sì, 41 anni, 42 gli uomini. sì, 42 anni e 10 mesi. Per il che momento è la rimane pensione- tutto così è la pensione e che si poi prende. staremo a vedere che cosa succederà, Si chiama- anche perché dicono E più lavori, più prendi, che insomma, no? i provvedimenti nuovi saranno presi nel prossimo anno. Sì, il MEF, Quindi adesso chi è in procinto ad andare in pensione, O no? pensione anticipata, quindi No, 41 anni, no, 10 è mesi. meglio ponderare. Ponderare, sì. Non lo so, io... Se no, 41 anni, 10 mesi per le donne, 42 anni, 10 sono mesi le per gli pensioni che uomini, si prende di più, o no? 67 anni di età Più stai a lavorare, più... con Certo. più di 20 anni di contributi. che mi ha Sentiamo spiegato chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, io telefono a San Giorgio di Nogaro. Vorrei, scusate, intanto vi dico grazie per il servizio che ci fornite e mi sono messa in ritardo con voi in collegamento. Mi sono dimenticata che oggi c'era mercoledì il vostro sportello pensioni, ok? Lo sento bene. Allora, io prendo dall'anno scorso, allora prima prendevo la pensione di reversibilità di mio marito e l'anno scorso sono stata in pensione con l'ATE social. Io Non abbiamo capito la bene televisione perché accesa, deve mi avere sa. qualche apparecchio, Apparecchio. l'apparecchio televisivo che disturba un attimo. E quindi Va facciamo... bene. Ecco, vediamo se riesce magari ad abbassare un po' il televisore. No, chiudo addirittura. Probabilmente è quello, no, che disturba. Vediamo Ecco, mi sente? se la sentiamo meglio. Si sente... Mi sente adesso? Sì, proviamo. Allora, lei ha detto che ha cominciato a prendere. Tutto il discorso Allora. che ha fatto prima non l'ho capito, ho solo sentito San Giorgio di Nogaro, perché le dico non si sente bene qui in studio. Prego. Boh, intanto vi dico grazie del vostro servizio che ci fornite, intanto. Beh, grazie. E dopo vorrei Cioè, dire... bisogna ringraziare loro, bisogna ringraziare loro. Ma anche Isabella, perché... Vabbè, io sono qui. Perché mi sono dimenticata che oggi era mercoledì, altrimenti mi sarei messa prima in contatto a guardarvi. Ah, Adesso- ecco. Ma adesso ci sta pur vedendo, ci segue pure. Sì. Allora, io voglio dire che io prendevo la pensione di reversibilità di 513 euro, no? Con l'anno scorso io sono andata con la pensione con l'APE social e praticamente in tutto prendo sui 1190 al mese. Lei prende Io- complessivamente 1190, hai sentito Angelo? Sì, Sei riuscito? sì. Sì. Quindi tra la sua pensione e la pensione di reversibilità, giusto? Ho capito bene? Sì. Bene, sì. Allora, io dovrei fare il RED, Questo non ho capito? Il RED? dovrei presentare il RED. Se deve fare il RED. Lei ha fatto ogni anno il 730? No, Perché non lo ha fatto? perché non Adesso l'ho fatto, Angelo si perché scalda. avevo solo la reversibilità e basta. No, perché lei ha una pensione, la reversibilità è una pensione legata al reddito. Vuol dire che se supera una certa quota, gli viene tolta una parte della pensione del marito. Ma guardi, io sono stata patronata qui a San Giorgio, che vado ogni anno insomma, a parlare, e mi ha detto che non serviva a farlo perché io non avevo un lavoro. Non arriviamo a capire bene. Non Sì. c'è, non so, Gli non hanno c'è l'audio. suggerito di non fare il 730. Allora, allora, Non può. se non si fa il 730, Dai. bisogna fare Fare il il RED RED quando ogni c'è una anno? pensione di riversibilità. Ogni anno? Ogni anno. Quindi, Beh, se lei non fa il 730, non l'ha fatto per 2022 quest'anno, a No. marzo deve fare il RED o se no fa il 730. Quindi ogni anno con una pensione di reversibilità È legata al reddito, non può è fare legata a al meno. reddito, quindi bisogna fare. Perché però posso chiedere una cosa per Sì, cortesia? sì, Io prego. sono andata al CAF a San Giorgio giovedì pomeriggio e l'impiegato del CAF mi ha detto che non serve presentare il reddito se non arriva la carta dell'INPS. Al CAF, Allora, scusi, al CAF le hanno detto che non... Cioè non ho ricevuto nessuna lettera dall'INPS che non serve presentarlo. Ma no, non deve dirlo, lei non deve dirlo al CAF. No, Lei il va CAF al patronato, ad esempio per una formulazione giusta, dice io ho una pensione di reversibilità, devo fare il 7,30? Sì, perché è una regola legale, è legata al reddito.
Ma io giuro, non capisco più niente. Io sono andata... allora, guardi... Prima sono andata al patronato e gli ho detto, Marina, ho detto, io devo presentare qualcosa, vai a parlare con Paola al CAF. Mi ha detto, Paola al CAF mi ha detto, perché vuoi fare il resto, non serve. No. Allora non capisco niente. Non è, ecco, diceva giustamente Angelo, osservava Angelo, che è una questione che deve essere risolta, deve essere vista dal patronato. Che è il patronato che deve controllarle. Che ti E spiega poi lui, eventualmente per la denuncia dei redditi chiaramente va al CAF. Sì, poi Ma dopo... il patronato mi ha detto rivolgiti al CAF, mi ha risposto. Allora per questo Il patronato le ha detto di rivolgersi al CAF? Sì, Per l'appuntamento? Appunto, deve il patronato prendere l'appuntamento, no? Per fare il 7.30? per fare il 7.30, sì. Mai, giuro davanti a Dio, non sono ignorante. Lei faccia così, faccia come le dice Angelo, Signora, torni non- al patronato, torni a chiedere bene e dopo torna al CAF a farsi fare... Deve fare... Ecco, o faccia il torni RED al o il patronato. 7.30, Sì. che adesso non si fa più il 7.30, adesso è scaduto il 7.30, si fa l'unico, ma le conviene fare il RED? Ecco, vedo. Perché sinceramente a me mi è venuto un dubbio in questo senso qua, perché andando a informarmi so che bisogna presentare il RED e io sono andata di mia spontanea volontà a parlare, prima il patronato e lei mi ha detto no, vai a parlarmi al CAF con Paola, dopo va al CAF No, con ma Paola. non possiamo fare queste... No, non è cioè, fare perché si la sente guerra tra malissimo. noi no, e il CAF. infatti. Ho capito io però. Cioè lei ha una pensione legata al reddito, deve dimostrare ogni anno i redditi. Sì, e quindi Ecco, in un modo o nell'altro deve farlo. Ok. Va bene, Io signora? vi ringrazio tantissimo, scusatemi. No, lei continui a seguirci, se ha qualche dubbio continui pure a telefonare. chiedere, sì, a Va chiedere, bene? Grazie mille. Va bene, a chiedere non si sbaglia mai, sa? Meglio chiedere grazie, una volta di buonasera. più piuttosto che una di meno. Va E bene? grazie di tutto quello che A fate. lei. Grazie. Prego. A lei. Salute. Grazie, buonasera. Ci facciamo una piccola pausa e poi ritorniamo con voi. A fra poco. Ed eccoci nuovamente in studio. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Ah, con la signora Margherita Immacolata, chiamo da provincia di Udine. Buonasera. Sì, Povoletto, sì. Io volevo solo un'informazione per sapere. Guardi, siccome che io ho 15 anni, 17 anni di contributi, no? Io volevo arrivare alla minima. Potrei pagare volontariamente, sarebbe il caso? Perché adesso mi sono fermata di lavorare. Aspetta un momento, quanti anni hai reali di contributi già versati? 17 anni. 17. Devi, a 20. Quei 15 anni li hai fatti prima del 92? Sì, dal 75 ho cominciato a lavorare fino al 2009. E adesso insomma, ti in conviene ancora 3 anni, no? Se ancora 3 anni, sì. Se puoi comprare, sì. Fai una domanda all'INPS se puoi acquisire i 3 anni. Conviene rivolgersi verso un patronato. Vai da un a Povoletto, patronato. Cividale. No, io per quello volevo chiedere da voi, sarebbe il caso di pagarli oppure... ma bisogna vedere i contributi come sono, perché con il patronato che deve vedere che contributi ha pagato, quanti sono, è meglio che una Mi consulenza anche verso di noi, lo sportello volontariato, non Cioè, serve è un che prenda costo. proprio col patronato, Sì. si rivolge nei nostri sportelli e fa vedere quanti contributi sono e quindi... E quindi le fanno il conteggio sul momento. Vedono, perché dobbiamo vedere come i contributi quanti sono, sì. No, ti fanno... Sì, totale sono 17, dai, mi hanno fatto già l'estato 17 conto. anni. Vai al patronato, fai la domanda all'INPS di versamenti volontari. L'INPS ti fa un'indagine e ti manda a dire quant'è il costo. Ho capito. Ti manda 4 bollettini all'anno, ogni 3 mesi. Ah, bene. Li paghi ogni 3 mesi. Sì, ogni 3 mesi. Okay. E vedi tu se vuoi iniziare questo procedimento oppure no, insomma, no? Se ti conviene.
Anche Sì, per sì. capire, anche per Perché vedere se conviene i con costi sono l'impegno. alti, I No, costi sa sono perché? Perché è peccato, 17 anni, per 3 anni vorrei pagarli volontari, no? Certo. Fino alla minima di pensione. Perché c'era questa legge che chi ha i 15 anni prima del 92 ma non ha fatto versamenti volontari per arrivare Sì. a 20, è difficile che prenda, perché prima c'era, no. ti davano la pensione di Sì. vecchiaia sui 15 capito. anni, poi hanno spostato Però, a 20, Però sono contributi, ecco. cioè tu paghi il diritto per andare in pensione. Ho capito. Il Sì, calcolo è questo sui volevo contributi reali. Ho capito, questo volevo sapere da voi. Tu Bene. tu paghi il diritto per andare in pensione. Va bene, va bene. Va La bene? ringrazio. Sì, grazie. Grazie a lei per aver Arrivederci. chiamato. Arrivederci. Arrivederci. Per il TFS, scriveva qui un telespettatore, si può chiederlo quindi subito? Dal 1° febbraio. Dal 1° febbraio. E qua mi dice, può fare un esempio, su 30.000 euro quanto si paga? Abbiamo detto l'1%. 1% su 30.000. Su 30.000 più le spese 300 euro? che sono il 1% su 0,5. 30.000 sono 300. 300 euro sì, su 30.000 e quindi Più lo 0,5 sulle spese. che è la metà, 150 euro. Ma Diciamo in linee di massima. Adesso se poi salvo errori e omissioni, perché non ci vengano dietro a noi, facciano un calcolo loro anche, no? Ho fatto 42 anni e 10 mesi a novembre, la finestra è a febbraio, però non mi è arrivato l'ecocer dell'INPS. Cosa devo fare? Quando ha fatto la domanda? Ha fatto, qui dice, 42 anni e 10 mesi a novembre. Sì, ma quando ha fatto la domanda per chiedere l'EcoCert? La finestra ha detto a febbraio, quello che è scritto qui. No, ma l'EcoCert è una domanda per sapere quanti contributi sono. Non so se... Quindi cosa devo fare? Sì, presentare, no. fare domanda? Che faccia domanda? Fare domanda per Sì. l'EcoCer. No, fare domanda per l'EcoCert per sapere quanti contributi ha o per andare... Ma se li sa già perché ha detto 42 anni e 10 mesi, quindi l'EcoCert dovrebbe essere già fatto. È già fatto. No, gli serve per essere sicura. Sicuro, vabbè. E basta. Poi fa domanda. Fa domanda. Quando visionato che ci sono 42 anni e 10 mesi giusti, fa domanda. A tempo. Quindi si può rivolgere a uno sportello di patronato. Gli anni fatti alla scuola Bearzi di Udine, con libretto di lavoro e timbro di aver frequentato la scuola, valgono? Questo Nandi? risponde... Non è un libretto di lavoro, è un Ecco. libretto INAIL per non farsi male, perché la scuola non mette contributi. Non esiste. Lo È so solo che un'assicurazione. è una diatriba. L'assicurazione per gli infortuni. È un'assicurazione per infortuni. L'ho fatta anch'io quando ero nelle scuole lavoro, ma solo per gli infortuni. Qui ci sono ancora altre richieste, purtroppo non riusciamo a dare risposta a tutte perché siamo a un minuto alla chiusura e comunque non vi preoccupate, se non abbiamo risposta adesso ci sarà la risposta alla puntata precedente. Quindi chiudiamo. Dobbiamo chiudere la trasmissione e tu volevi chiudere con quei dati, no? No, volevo dire che se diciamo, l'INPS con quale sarà il dato base per dare, diciamo così, i minimi al 100%, al 90%, con tutti gli aumenti risulterebbe un dato alto, circa 563,73 euro come base minima, ma questo è il frutto del 2% di aumento, come dello spiegavi 0,2 di aumento e di tutto è del 7,3, però non sappiamo. Quindi è tutto ecco. Lì adesso bisogna attendere un attimo. È l'INPS che deve Siamo vedere. giunti al termine, non posso fare altro che ringraziare intanto le persone che ci hanno telefonato, i telespettatori che continuano a inviarci sms. Ribadisco, scusate, le risposte la prossima settimana. Ringrazio Anna Pignata e Angelo Tiussi, entrambi dell'FNP CISL di Palmanova e Cervignano. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 18:15, mi raccomando puntuali su Telefriuli. Arrivederci alla prossima settimana. Buonasera. Buonasera.
in collaborazione con FNP CISL Udine.